L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al fianco di tutte le donne che subiscono violenza. Sono stati inaugurati davanti alla sede di via Trinacri a Palermo una panchina rossa e una buca delle lettere, la prima in memoria delle vittime di femminicidio, la seconda a disposizione di tutti coloro i quali vogliono scrivere in forma anonima una nota di denuncia. Siamo pienamente impegnati nel contrasto alla violenza sulle donne, ha dichiarato l'assessore Nuccio Albano. Abbiamo deciso di installare una panchina rossa, segno di memoria e di speranza, una buca della lettera, non solo per il significato simbolico, ma anche perché l'invito che faccio a tutti, le donne, gli amici delle vittime, i parenti, i vicini di casa, è quello di denunciare. Vogliamo che chiunque arrivi qui si senta accolto in condizioni di chiedere aiuto, qualsiasi forma di aiuto. Noi ci adopereremo con tutti i nostri mezzi per aiutare chi vive nella paura, chi trascorre le proprie giornate nella disperazione e tra le violenze. Noi ci siamo e non lasceremo mai sola nessuna donna. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche Franco Fiore, sindaco di Caccamo, paese dove fu uccisa nel gennaio del 2020 la 17enne Roberta Ragusa. L'assessore ha inoltre già pianificato di istituire in via sperimentale un centro multidisciplinare di ascolto composto da sociologi, psicologi, avvocati, che avrà sede presso i locali dell'assessorato per le vittime di violenza e gli uomini maltrattati. Un'iniziativa importante, sottolinea il presidente della regione Schifani, non solo per fare sentire la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime di femminicidio, ma anche per il significato che può assumere in prospettiva futura e fondamentale che le donne che subiscono violenza si sentano parte di una rete e che sappiano di poter contare sull'aiuto delle istituzioni. Non smetteremo mai di impegnarci in questa direzione, conclude il presidente Schifani. Oggi abbiamo inaugurato nel piazzale antistante all'assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e del lavoro una panchina rossa. Il ricordo è in memoria di tutte le donne vittime di violenza, che sia un simbolo che possa ricordare tutto questo, ma anche per il futuro abbiamo predisposto una serie di azioni per poter aiutare queste donne maltrattate.